mareggiata ha allagato così tanto il nido che ha fermato la schiusa delle uova. E lì nasce tutto un discorso su perché non avete spostato le uova, traslocato le uova, cosa che ci viene. In realtà noi abbiamo delle direttive precise anche dal Ministero di, siccome la Liguria è un fenomeno nuovo questo in Liguria, è proprio un caso studio, e quindi di vedere che cosa succede. Se noi interveniamo su tutto in qualunque momento, noi quali sono i dati naturali di questo animale che si adatta e che viene qua a deporre non li conosceremo mai, e quindi noi siamo profondamente contrari alle traslocazioni, a meno di casi eccezionali come poi vi mostrerò. E quindi quando poi siamo andati ad aprire le uova, che erano 87, lo sviluppo era molto avanti, cioè sarebbero nate probabilmente una settimana, 10 giorni dopo, anche meno. Finale Ligure, stesso problema, abbiamo avuto, sono stati, diciamo che i nidi, se vengono deposti a giugno, cioè all'inizio della stagione, quindi poi si sviluppano ed escono i piccolini a fine settembre, che cosa succede? Che è più facile che non ci siano grandi mareggiate e che quindi i piccolini possano uscire. Invece i nidi che vengono deposti ad agosto, anche a metà agosto, poi vanno in là con la stagione, cominciano le mareggiate, si abbassa la temperatura e quindi diventa tutto un po' più complicato. Però dipende anche da dove la tartaruga va a deporre questo nido. Qui era troppo vicino e difatti si è allagato, e anche lì. Qui però è stata vista la tartaruga, se vedete, mentre depone, hanno fatto anche il filmino per fortuna, poi c'è sempre qualcuno che o decide di salvarla o la sposta o la rimanda in mare, hanno fatto anche cose molto peggio che non vi dico, però insomma diciamo che le tartarughe per fortuna sono molto robuste. Pietra Ligure, anche qua altro nido che non è schiuso, perché è venuta una mareggiata che si è proprio portata via anche le uova, ce ne sono rimaste solo 3, quelle 3 siamo riusciti a recuperarle, le abbiamo traslocate, ma in realtà non sono andate a buon fine. Anche qua avevamo visto la tartaruga. E passiamo al 2025, cioè l'anno scorso boom di nidi, l'avrete forse visto, 12 nidi in Liguria, e in tutte le coste italiane ci sono stati più di 600 nidi, che veramente è un record pazzesco. Nonostante la latitudine molto alta, perché poi comunque noi siamo la zona più a nord della di nidificazione della caretta, la percentuale, il successo di schiusa si è attestato intorno al 91%, se noi consideriamo i nidi che si sono schiusi. Se invece poi li consideriamo tutti, perché due non si sono schiusi, scendiamo al 74%, però comunque insomma sono nate più di 700 tartarughine l'anno scorso in Liguria. E questa è un po' la mappa dove sono avvenute le nidificazioni. Ce n'è stato una a Sarzano, quindi 3 nel Ponente, 2 a Sestri Levante. A Sestri Levante uno l'abbiamo visto, seguito e tutto quanto, il secondo no, non sappiamo neanche dove fosse, ma hanno trovato dei tartarughini in un parcheggio vicino alla spiaggia, e si è capito che c'era un altro nido che non avevamo visto. Quindi 12 nidi visti non vuol dire che i nidi fossero 12, con buona probabilità erano anche di più, come minimo abbiamo avuto 12 nidi l'anno scorso. Qui non vi faccio vedere le foto di ogni schiusa eccetera, 2 numeri per darvi un'idea. Abbiamo avuto di tutti questi nidi 2 non hanno schiuso perché erano molto vicini alla battigia e ci sono state forti mareggiate e quindi si sono allagate. In realtà, se le mareggiate non sono così intense, non durano così tanto, se il nido si bagna e l'acqua poi scorre via, le uova possono continuare a svilupparsi. Se però la mareggiata è tanto intensa e le uova rimangono tanto a bagno, lo sviluppo si ferma. E qui nell'ultima colonna ci sono un po' quanto tempo ci hanno messo a schiudere, quindi vedete che andiamo dai 47 giorni ai 65, 62, 65 giorni, e questo dipende dalla temperatura. Più è alta la temperatura come si chiama? A Sestri Levante, dove c'è una sabbia scurissima, probabilmente molto piena di metalli e così via, cioè ti bruciavano proprio i piedi, c'era una temperatura altissima raggiunta
appunto 33-34 gradi e ci hanno messo molto poco, sono nate molto velocemente. Invece i nidi che sono stati deposti più tardi, ad agosto, a fine luglio, ad agosto, che abbiamo avuto nidi che addirittura hanno finito di schiudere ad ottobre, però insomma tutti quanti sono riusciti ad andare avanti. Per riassumere, questo è un riassunto dei nidi che ci sono stati in Liguria, appunto il primo nel 21, uno nel 22, nessuno nel 23, 5 nel 24 e 12 nel 25, per un totale a oggi di 12 nidi. Il Ponente è molto più interessato del Levante, ma è anche facile ed intuibile perché nel Levante di spiagge ce ne sono di meno, ecco. Com'è la gestione? Ve ne ho già un po' parlato, ma qui c'è uno schema riassuntivo che abbiamo fatto come GLIT, l'ARPAL ci ha lavorato veramente tantissimo, perché poi Regione Liguria ci ha anche chiesto di fare insieme a loro le linee guida per la Regione per la gestione delle nidificazioni. E quindi che cosa succede? Quando uno vede o un animale che depone o una traccia, quindi le tracce in genere si vedono al mattino, gli animali si vedono in genere di notte, anche se una è stata vista in pieno giorno, arriva Ligure in pieno giorno. Si deve chiamare la Guardia Costiera, anche qua si chiama la Guardia Costiera, è sempre la Guardia Costiera l'interlocutore quando ci sono questi animali. La Guardia Costiera chiama noi del GLIT e anche le associazioni che operano sul territorio che collaborano con la Guardia Costiera, quindi per fortuna in Liguria abbiamo delle ottime associazioni che lavorano tantissimo e che ci aiutano tantissimo, senza le quali noi non potremo lavorare. Che cosa succede? Noi andiamo sul posto, cerchiamo il nido, se confermiamo il nido, inseriamo il data logger di cui vi parlavo prima, che è quello strumentino che vedete là in alto, che adesso sono fantastici perché vanno Bluetooth, per cui noi andiamo col cellulare, scarichiamo i dati senza toccarlo, quindi questo strumento rimane e viene messo a 30 cm di profondità, che in genere è più o meno l'altezza del primo uovo, cioè noi misuriamo a che altezza dal piano spiaggia è il primo uovo che noi troviamo, facciamo un buchetto poco più in là, profondo tanto quanto il primo uovo, e mettiamo il data logger a quella profondità lì. Scarichiamo i dati regolarmente e in base a quello facciamo le previsioni. In vista della schiusa che cosa succede? Che si va a creare, noi andiamo a montare proprio, cioè si mette prima la gabbia, facciamo i passaggi, si mette prima la gabbia serve proprio per proteggerlo, sopra la gabbia siamo sempre riusciti a mettere una telecamera per cui potevamo vedere anche in remoto che cosa succedeva, e poi non so se ci saranno troppi nidi, tutte queste telecamere non so se le avremo, ma insomma per ora ci siamo sempre riusciti. L'ARPAL ci dà tutte le previsioni del mare, quindi noi sappiamo se arrivano mareggiate, quindi se e come, insomma ogni nido poi decidiamo che cosa fare, ci consultiamo, chiamiamo anche tutti i colleghi in giro per l'Italia a chiedergli consigli, e poi a un certo punto arriviamo a stabilire che gli animali nasceranno, quindi in base a queste formule, e quindi andiamo a creare quello che è il corridoio. Lo vedete qui, lo vedete lì, questo corridoio che è fatto da una rete ombreggiante e che è tutto intorno alla gabbia, e apriamo la parte davanti della gabbia e poi le persone, a quel punto i volontari, cominciano a dormire insieme al nido per 24 ore al giorno, ok? C'è un presidio, mentre prima c'è un presidio di controllo ogni tanto, poi comincia il presidio H24, che se è ad agosto o settembre va bene, già quando è ottobre fa un freddo cane, di notte c'è un'umidità pazzesca, però loro sono bravissimi e vegliano su questi animaletti. Si forma il cono, di solito si forma il cono, come vi ho detto potrebbe anche no, però si forma il cono, vedete questo buco è uno degli esempi del cono proprio che va giù, implode la sabbia. E poi quando cominciano, diciamo che prima poi intervengono anche se c'è le ordinanze dei comuni, perché comunque i comuni collaborano tantissimo con noi, perché noi gli dobbiamo anche dire cosa fare, come insomma non si può più, nel momento in cui c'è un nido la zona va protetta ovunque sia, anche se è dentro uno stabilimento balneare, quindi bisogna parlare con i gestori dello stabilimento, convincerli che non gli andiamo a rompere le scatole più di tanto, quindi
gli occuperemo questo metro quadrato, e che poi però quando nasceranno le tartarughe dovranno fare questo corridoio, quindi dovranno fare spazio tra i lettini, ecco. Però diciamo che se il gestore è molto motivato ed è contento, si forma un bellissimo ambiente intorno a questi nidi. Quando invece il gestore è un po' più, insomma, riottoso, diventa un pochino più difficile. Però insomma fino adesso io devo dire che c'è sempre stata una grandissima collaborazione, e anzi sono nate proprio delle amicizie intorno a questi nidi, e questa è la cosa che a me piace tantissimo raccontare, no? Ad Armaditaggio una signora mi ha detto: io vengo ad Armaditaggio da 20 anni, è piemontese, non ho mai conosciuto nessuno, grazie a questo nido adesso so tutto sulle tartarughe e ho conosciuto un sacco di gente, l'anno prossimo avrò un sacco di amici da cui tornare. E per me questo insomma è una delle cose più belle che è successa intorno a questi nidi, oltre alla conservazione e alla protezione degli animali, e quindi anche proprio un senso di aggregazione delle persone in questo momento in cui insomma siamo tutti divisi, in cui ci dicono che l'altro è il nemico. Non è vero. E quindi che cosa succede? Partiamo con l'osservazione H24, nascono le tartarughe ci mettono un po', non è che nascono tutte insieme. Possono nascerne 60 insieme, ne nasce una, poi nessuno, poi 3, quindi insomma si sta lì e si aspetta. E dall'ultima che nasce bisogna aspettare, secondo le linee guida, 72 ore. Si aspettano queste 72 ore, dopodiché si può intervenire, andare ad aprire il nido per andare a raccogliere quelli che sono i dati scientifici che poi a noi servono per fare proprio la raccolta dei dati. E spesso quando si vanno ad aprire i nidi, che cosa si trovano? Ancora degli animaletti che sono ancora dentro intrappolati, si possono trovare morti, si possono trovare che devono ancora uscire dall'uovo, si possono trovare uova che magari si devono ancora schiudere, è successo rarissime volte, però abbiamo uno strumento che si chiama Buddy, che ne mettiamo l'uovo dentro e ci dice se c'è un'attività vitale all'interno dell'uovo oppure no. In quel caso lo rimettiamo lì e ricopriamo e aspettiamo che lui esca. E noi non interveniamo, noi semplicemente osserviamo. Certo, quelli che invece cominciano a uscire poi li mettiamo sulla sabbia e se ne vanno in mare. Questo succede anche. Qui vi ho messo un po' di perché sono belle, dov'è? Vi ho messo un po' di video. Questo qui è il ritrovamento di una traccia al mattino. Questo è a Varazze, l'ha fatto la Giulia Calogero del Mencab. Come vedete, non so se riuscite a vedere, a questa tartaruga addirittura ha fatto 2 scavi. Il primo che non le è piaciuto, ma anche perché lì c'era una sabbia tremenda, piena di sassi, grossolana, quindi non capiamo come abbia scelto sta spiaggia. E non so se riuscite a vederlo nel video, però c'è tutta questa, vedete queste orme proprio come un cingolatino che sono, e questa parte dalla spiaggia in fondo, va su, c'è il buco e poi torna giù e esce dall'altra parte. Queste sono, dov'è? Vai, no. Queste sono tartarughine che sono nate, siccome hanno cominciato a uscire di giorno, allora siccome sarebbero andate in giro tra i lettini e tutto quanto, i volontari li hanno messi in una scatola, hanno aspettato che arrivassero i biologi eccetera e poi li abbiamo fatti andare in mare con calma, ma erano tantissimi, ne sono usciti una quantità incredibile. Questa è una schiusa di un nido, perché appunto con tutte le nostre telecamere per fortuna riusciamo anche a vedere tutte queste bellissime nascite. Anche qua vedete che si fermano, che c'è una retina, perché se nascono di giorno in quel momento non c'è nessuno che li possa gestire, perché bisogna avere un'autorizzazione anche per manipolare i tartarughini, cioè in realtà è assolutamente vietato se uno trova un tartarughino prenderlo e giocarci, perché non devono essere toccati, quindi ci sono le persone autorizzate che lo fanno e quindi i volontari li chiamano e a quel punto si apre e si fanno uscire gli animali. Questo è invece non tu, questo qua
Ecco, qui in basso, qua, non so se riuscite a vederlo bene, però c'è un animalino, abbiamo aperto il nido e c'è un animalino che si muove. Ok? Questo è stato un caso particolare perché Arma di Taggia, quando eravamo vicinissimi al momento della schiusa, ecco lì c'è Dario che li tira fuori, eravamo vicinissimi al momento della schiusa, era prevista una mareggiata fortissima che se lo sarebbe proprio portato via questo nido. Allora in quel caso lì abbiamo detto, caspita, deve nascere tra domani e dopodomani questo nido, apriamo e vediamo com'è, e a seconda di com'è poi lo traslochiamo. Aprendolo la maggior parte dei piccoli era già uscita dal guscio, quindi sono potuti andare in mare, e le uova invece che non erano ancora schiuse sono state spostate 20 metri più in alto, perché sennò se le sarebbe portate via, e quelle lì dopo una settimana, 10 giorni sono nate tutte, e quindi poi abbiamo aperto quindi questo nido 2 volte. Questa è stata l'unica volta in cui abbiamo ritenuto di intervenire, di fare una traslocazione, perché sennò sapevamo che lì si sarebbe portato via tutto, ecco. Però a priori non lo facciamo mai. Questa invece è una mareggiata per farvi vedere che cosa è successo, che si è portata via tutto perché è andata avanti così. Questo è l'inizio della mareggiata e quindi il nido lì non è andato tanto bene. Questo è a finale. E qui invece ci sono le tartarughine, e questa mi fa ridere perché ce n'è una che invece di usarle una alla volta le usa tutte e due insieme e la trovo questa qua di lato, invece di, non so, di solito ne usano una alla volta, questa qui invece era buffissima perché andava avanti così. Aspetta, ecco, quando ci sono, ecco. Quindi concludendo, i nidi stanno aumentando a mio avviso per 2 fattori fondamentali. Il primo sicuramente è il caldo, cioè questi animali con tutto questo caldo vanno più a nord, sono invogliati a stare in acqua calda e quindi vanno più a nord a cercare nuovi siti di nidificazione. Poi tutti mi dicono, ma come vengono più a nord? Tutti ci dicono che le tartarughe tornano a deporre dove sono nate, e allora per chi è che va più a nord se deve tornare dove è nata? Effettivamente in linea di massima è così, ma poi quelle sono tutte regole che abbiamo un po' identificato noi, però poi le tartarughe fanno un po' quello che vogliono, quindi ci sono anche delle tartarughe che esplorano e che cercano anche altri posti dove andare a deporre. Come vi dicevo, la temperatura influisce sul sesso dei nascituri. Questo che cosa significa? Che al sud, in questo momento, nel sud dell'Italia, ma anche proprio del Mediterraneo, quindi si parla anche tutto del Nord Africa, della Grecia, della Turchia, le temperature sono altissime, quindi con buona probabilità adesso stanno nascendo tantissime tartarughe femmine, e quindi la sex ratio poi ne avrà una bella botta nel tempo, nel senso non adesso, però insomma con gli anni ci sarà uno spostamento, come viene cosiddetta la femminizzazione della popolazione. Le tartarughe che nascono invece da noi, la temperatura per il momento, vi ho fatto vedere che è può arrivare a 30 gradi, ma per lo più siamo intorno come temperatura media tra i 27 e i 28 gradi, da noi invece probabilmente nascono un po' più maschi. Certo che non possiamo, cioè 12 nidi su 600 sono pochi, ecco, non è che però insomma da noi qualche maschio nasce. Altro motivo per cui ci sono più nidi, prima di tutto sicuramente questo, ma è anche il fatto che comunque le tartarughe nel Mediterraneo sono tante, stanno aumentando, difatti come vi dicevo non sono più considerate a rischio, ma sono diventate a bassa preoccupazione, e quindi una popolazione ampia va anche in altri posti a cercare luoghi di deposizione, anche perché fa caldo. Quindi questo è un po' quello che sta succedendo. Gli stakeholder, tutto questo lavoro che vi ho raccontato è possibile, cioè noi lavoriamo tantissimo come GLIT e gestiamo tutto, e abbiamo 24 ore al giorno da giugno a ottobre ormai il telefono che squilla.
però non potremmo gestire assolutamente niente se non ci fosse la Guardia Costiera che fa proprio da primo anello di collegamento, che gestisce anche poi tutta la parte del demanio, quindi insomma dell'acqua e così via, quindi insomma sono proprio le autorità competenti sul luogo, i carabinieri CITES, perché questi animali, non ve l'ho detto, ma sono CITES, quindi sono protetti da questa convenzione internazionale, le associazioni ambientaliste, noi per fortuna in Liguria abbiamo delle ottime associazioni ambientaliste che lavorano tantissimo e che hanno tanti volontari e che possono gestire e possono garantire e qui ci sono le foto di tutti i ragazzi, di tutti i volontari, di tutte le persone che hanno partecipato. Qui in basso ci sono anche questi due signori che sono a Sarzano, che sono due anziani signori che gestiscono i bagni, che erano di fianco al nido, che erano così innamorati di queste tartarughe, hanno fatto all'uncinetto tartarughe, hanno fatto qualunque cosa, devo dire, che a un certo punto, come potete vedere in questa foto qui sopra, qui sono loro che sono stati premiati dal comune per il loro impegno, e questa è una cosa anche molto bella secondo me. E poi appunto, come vi dicevo, insomma, nascono relazioni, nasce conoscenza, nascono relazioni, nasce connessione intorno a questi nidi. Poi ci sono i volontari, tutti i volontari che possono essere, che sono gestiti dalle associazioni in linea di massima, ma che comunque sono importantissimi, perché poi dormire sulla spiaggia così tanto alla lunga è anche pesante, e tutti i bagnanti, tutte le persone, o i bagnanti, ma non solo i bagnanti, anche quelli che di sera sono sulla spiaggia, chiunque veda questi animali, se ci chiama fa una gran cosa. Spesso no, però qualche volta è successo che invece queste tartarughe siano state proprio disturbate, cioè rimandate in acqua, cioè non ci hanno fatto ci si sono seduti sopra, ci hanno fatto le fotografie sopra. Ecco, questo non è stato il massimo, speriamo che questa cosa non succeda, cioè diciamo che è più la gente che comunque è sensibilizzata, secondo me, che quella che fa queste bravate, però c'è anche questo. Quali sono i problemi? E poi concludo e vi lascio. I problemi legati al nostro territorio sono di due tipi: i problemi legati all'uomo, ovvero l'uomo, l'occupazione del territorio. Il nostro territorio in Liguria è tappezzata di stabilimenti balneari, lettini, ombrellini, qualunque cosa, e queste tartarughe devono veramente fare lo slalom. Difatti noi spesso e volentieri una delle cose che succede è che arriva al bagnino al mattino e trova tutti i lettini per aria, e quello è una delle cose per cui si capisce che probabilmente può essere passata di lì una tartaruga e magari ha deposto proprio sotto un ombrellone. Però diciamo che le tartarughe di questo insomma sembrano trovare la loro strada in qualche modo, ecco, anche se sarebbe meglio che non ci fossero. Invece una cosa che però è più impattante ed è molto più difficile da gestire è l'illuminazione cittadina. Il nostro territorio è stretto, le strade sono proprio vicino alla sabbia, alla spiaggia, e quindi c'è l'illuminazione della passeggiata, e questo è un problema enorme, perché io non vi ho detto, quando noi mettiamo questo corridoio intorno al nido è per fare un'ombreggiatura, di modo che le tartarughe, quando escono dal nido, che cosa fanno? Vedono il bagliore della luna o delle stelle sull'acqua del mare e vanno dritte verso l'acqua. Se però c'è una luce dall'altra parte, loro si girano e vanno di là, e in acqua non ci vanno. E quindi a noi che cosa è successo? A Imperia abbiamo fatto tutto il nostro bel canale, poi c'era una luce dall'altra parte e loro arrivavano vicino all'acqua e andavano tutte al bar. Ed era un bel problema, perché che cosa fai? Poi le vai a prendere tutte e te le devi andare a prendere tutte e cercare di convincerle. Però il problema è anche che magari vanno in mare, poi vedono una luce molto forte più in là e escono. Quindi questo, quante ne muoiano in questo modo noi non siamo in grado di dirlo, perché poi di notte, una volta che una tartaruga è andata in acqua, non la vedi più.
e difatti questo è un esempio di illuminazione della costa, no? Qui ci sono dei fari enormi e lì Arma di Taggia noi non sapevamo come, vedete, quella lì è una casa che è in ristrutturazione, c'era una luce talmente forte che tutte le tartarughe giravano dall'altra parte, e quindi noi dobbiamo parlare con il sindaco, chiedergli per favore se può far spegnere le luci. Poi c'è quello che ti dice sì non c'è problema, trucca e fa spegnere tutto, l'altro che ti dice no, dipende dall'ANAS, dipende da questo, da quest'altro, non si può, la sicurezza, insomma ogni caso è un caso a sé stante. Questo è l'uomo, quanto impattiamo noi su questa cosa. Poi ci sono le mareggiate, c'è il nostro territorio che è povero di spiagge, le sabbie tra l'altro sono anche molto grossolane, spesse, però questo sembra non essere così di impatto. E qui è Riva Ligure, questa è l'ultima, è Riva Ligure che quest'ultima che ha deposto proprio attaccata a uno scoglio, è arrivata in fondo di giorno, cosa assolutamente anomala, e ha deposto proprio di giorno. Quindi insomma questi sono un po' come viene gestito sul nostro territorio. E concludo dicendovi appunto che la popolazione di tartarughe marine nel Mediterraneo si stima che sia tra 1,2 milioni e 2,4 milioni di esemplari, quindi è una buona popolazione. La prima misura di conservazione di questo animale è stata fatta nel 1980, quando è stato vietato assolutamente, è stato posto il divieto di portare queste tartarughe a bordo, quindi nessuno poteva più catturare una tartaruga, nessuno le può toccare, e questo ha veramente dato un segno, un punto di svolta perché le tartarughe potessero riprendersi, la popolazione. La protezione e lo sviluppo dei nidi ci danno delle importanti indicazioni anche e perché noi li osserviamo così tanto? Perché grazie alla raccolta di questi dati noi possiamo andare a dare delle indicazioni su quali sono le misure da adottare per proteggerle e per far sì che loro possano nidificare in Liguria senza problemi. Mi piace tanto questa foto che è stata scattata negli anni 90, nel 94, forse è una delle prime tartarughe che abbiamo liberato, e questa è una mia cara collega che lavorava con noi, e questa è una delle prime foto che abbiamo fatto a una liberazione. E concludo ringraziando come GLIT, quindi a nome dell'Acquario, di ARPAL, dell'Università e dell'EZS, ringrazio tutte le associazioni che sono i Delfini del Ponente, il MENCAB, ma anche associazioni come il Wildlife, il Quarto Quadrante, Life on the Sea, associazioni di volontari spontanei, per esempio a Sestri Levante si è formata un'associazione di volontari spontanei coordinata da una biologa che abitava lì, e sono stati bravissimi, hanno fatto un lavoro eccezionale, la Guardia Costiera, le amministrazioni comunali senza le quali non sarebbe possibile fare molte cose, tutti i gestori e i bagnini degli stabilimenti. Ad Arma di Taggia abbiamo un bagnino che è impazzito sulle tartarughe, è ringiovanito di 20 anni da quando ha conosciuto le tartarughe. L'ARPAT Toscana che ci ha fatto da maestra, proprio perché loro hanno cominciato prima di noi e ci ha aiutato tantissimo, quindi Marco e la Cecilia della Toscana, Marco Zuffi e la Cecilia, li ringrazio tantissimo, e quindi l'Università di Pisa, e ringrazio voi per avermi ascoltato tutto questo tempo. Grazie veramente per l'interessante relazione, che ha anche degli aspetti sociali, potremmo dire così, potremmo definirli così, di questa, diciamo, comunanza per difendere queste tartarughe. Io volevo fare una curiosità. Ha detto che il numero di tartarughe nel Mediterraneo è piuttosto numeroso, 1 milione e passa, eccetera, e che sono aumentate evidentemente negli ultimi tempi. Ma questo aumento è legato esclusivamente al fatto che non si possono più catturare, o c'è qualche evento climatico che invece sta favorendo l'aumento di tartarughe? Ma allora sicuramente questa cosa è cominciata nel tempo, quindi da quando è stata iniziata la protezione ha determinato un incremento. Può essere che la tartaruga adesso che fa più caldo in realtà si trovi anche meglio, nel senso comunque ce ne siano anche di più per questo, però sono vari fattori insieme, poi nessuno è in grado di dire esattamente se è più uno o più l'altro, però questi sono i fattori che probabilmente hanno la conclusione è che in ogni caso sta aumentando perlomeno la caretta
caretta sta aumentando. Sì, la caretta ancora una cosa, poi lascio per gli altri, invece la liuto, che mi sembra un bestione, ecco, diciamo così. Nel Mediterraneo sono poche quelle esistenti. Pochissime. Perché il loro habitat dove sono? Sono più in oceano, loro stanno nell'oceano in acque aperte, però entrano nel Mediterraneo, per cui sono state viste. Quelle 2 foto che vi ho messo sono state scattate nel Mediterraneo, però è rarissimo, io non l'ho mai vista, per esempio. Abbiamo la caretta, ho capito. Sì. E anche la tartaruga verde è rara, ma è più facile vederla. Grazie. Qualche domanda? Avete qualche domanda da fare? Qualche curiosità? Ma io le chiedevo solamente la sopravvivenza dei nidi, nel senso quando entrano in mare i cuccioli, poi che sopravvivenza hanno? Allora qui quando diciamo questa cosa tutti rimangono un po' così, la sopravvivenza è molto bassa. Allora di preciso nessuno la sa, nel senso, però bassa, cioè 1 su 100 ce la fa, anche perché poi bisogna vedere la sopravvivenza dopo quanto tempo, dopo un giorno, dopo una settimana, dopo un mese, dopo 5 anni. Diciamo che le tartarughe, come vi ho detto, raggiungono la maturità sessuale a 20 anni, quindi un individuo arriva a riprodursi, quindi a essere, diciamo, tra virgolette, utile per la popolazione, quindi porta avanti il suo patrimonio genetico e il numero dopo 20 anni. Quindi quante tartarughe che nascono arrivano ad avere 20 anni? Veramente poche, e comunque ce ne sono tante tartarughe, quindi ne fanno tante proprio per questo. Diciamo che, ecco, forse non ve l'ho detto esplicitamente, ma all'incirca possono nascere ogni nido, possono nascere un centinaio di tartarughe, quindi quest'anno in Italia ne sono stati trovati 600, quindi sono tanti animali. Di questi 60.000 ben pochi diventano adulti, se no ne avremo veramente troppi. C'è una domanda qui? Complimenti. Grazie. Ancora. Dunque, uova fecondate e non fecondate. Sì. Quindi ecco. La professoressa. Quindi dove avviene la fecondazione? Quindi la tartaruga esce, trova. No, allora l'accoppiamento avviene in mare. Ecco. La tartaruga si accoppia in mare col maschio, poi le uova si fecondano all'interno, è una fecondazione interna, quindi all'interno della tartaruga femmina. La tartaruga femmina ha tempo, si stima all'incirca 10 giorni, per poi andare a deporre queste uova. Quindi a volte esplora, a volte esce, poi non trova e poi va e le fa da un'altra parte, però quando cerca poi in qualche modo a un certo punto poi le deve deporre queste uova. Sì, qualcuna non è fecondata, depone tutto quello che ha. Depone tutto quello che ha, alcune non sono fecondate, come abbiamo visto a Levanto non era fecondata nessuna, o quantomeno non è partito lo sviluppo embrionale, ecco. Non è detto che non ci fosse stata la fecondazione, ma lo sviluppo embrionale proprio non è partito per qualche motivo, quindi o non erano fecondate o si è fermato tutto immediatamente. Il segnale della schiusa è nella sabbia, si trova una fossa. Sì, troviamo questa cono di schiusa. Sì. Questo cono di schiusa è dovuto a che cosa? Una diminuzione di volume al di sotto? Sì. È dovuto al fatto che gli animalini che escono dalle uova, quando escono, poi dopo si compattano perché non hanno più tutto quel e quindi la sabbia sopra implode. Il guscio vuoto non fanno fare, ecco che... Esatto. Sì. Piano piano quando salgono la sabbia comincia. Hanno fatto un interessante, bellissimo documentario che è andato in onda su Focus, che si chiama La spiaggia delle tartarughe, ed è una spiaggia in Costa Rica, dove decine di migliaia di tartarughe vanno a deporre, quindi diciamo che i nostri 12 nidi fanno ridere, decine di migliaia, è impressionante proprio, c'è questo mare stracolmo di tartarughe che vanno su questa spiaggia che è chilometri e chilometri di spiaggia, e si vedono queste tartarughe che scavano e depongono, e quando scavano spesso tirano fuori uova di altre tartarughe, le buttano fuori e ci mettono le loro, no? Non perché vanno a parassitare un nido, ma perché per caso scavano nello stesso posto.
posto. E lì dei ricercatori hanno messo un sacchetto di plastica sotto una tartaruga che deponeva, hanno preso le uova, hanno ricreato una camera di incubazione, hanno messo un vetro e una telecamera e anche un idrofono, e quindi hanno registrato tutto lo sviluppo del nido, ed è una cosa eccezionale, perché lì proprio si è visto quando i piccolini cominciano a uscire, che escono, poi si fermano, poi vanno su, poi si fermano, e quindi hanno potuto vedere tutto quello che noi insomma abbiamo sempre pensato che fosse, ma non si era mai visto. Allora dipende, quando depongono dipende dalla temperatura, può variare a seconda della temperatura tra i 45 giorni e i 60-65, un mese e mezzo, 2 insomma, per intenderci. Bene, c'è una domanda laggiù. L'aumento in generale della temperatura determina, probabilmente, forse ne abbiamo parlato anche prima, determina comunque uno squilibrio nel rapporto tra sessi, sì. E quindi questo può portare anche all'impossibilità di riproduzione, e quindi a una diminuzione. Bisogna vedere poi come si incontrano, dove si incontrano e quando si incontrano. Se ci sono troppe femmine sicuramente qualcuna poi non si può riprodurre. Sicuramente uno sbilanciamento della sex ratio nelle popolazioni sappiamo bene che non è una buona cosa per la popolazione. Però poi può essere accentuata da questo. Sarà sicuramente accentuato, perché nel sud nascono più femmine. Una curiosità, si sa qualcosa sulla riproduzione in cattività? Allora sì, qualcosa sì, ad Antibes avevano avuto eventi di accoppiamento, avevano le carette e si sono accoppiate, sono riusciti a tenere le uova e avere i piccoli. Poi questi piccoli sono cresciuti, adesso sono grossi così, e poi però hanno avuto un sacco di problemi, perché poi non era chiaro da dove, insomma, la provenienza di queste tartarughe, non gliel'hanno mai lasciate rilasciare in mare, per cui avevano tutte queste tartarughe enormi che poi erano la popolazione più atlantica, che è più grossa, e quindi insomma, però sì, ci sono, però effettivamente poi quando li fai tutte queste tartarughe devi sapere dove metterle, ecco, Bene, comunque complimenti anche da parte mia per questo lavoro di gruppo, un lavoro a livello della Liguria che diciamo dà anche vanto all'acquario, al nostro acquario, che non è solo una serie di vasche da far vedere alle persone, ma dentro e dietro ci sono numerosi ricercatori e ricercatrici che lavorano e fanno ricerca scientifica di alto livello. Grazie. E allora grazie ancora. Grazie a tutti. Alla dottoressa Castellano, le tartarughe, che ne abbiamo tante adesso, e vi dico per la settimana prossima, spero di trovarlo. Sì, ecco, allora lunedì 23 febbraio abbiamo Andrea Fusaro che ci parlerà di gli enti del terzo settore nel diritto, e poi giovedì 26 febbraio Claudia Händel, la figura di Brunilde nella tradizione germanica e nel teatro tedesco contemporaneo. Come potete vedere è la settimana dedicata a lettere, alla classe di lettere. Sì, vai.